Se il Natale viene di solito una volta l'anno, è meglio trascorrerlo con serenità. Se poi è all'insegna del divertimento e della condivisione delle tradizioni, ancor meglio. È ciò che è accaduto sabato 19 e domenica 20 dicembre a Barisardo, che ha aperto le porte alla kermesse dedicate a questa festività, trasportandosi nell'immediato nel clima più festoso che ci sia. La nona edizione del villaggio di Babbo Natale ha preso il via alle ore 16 di sabato all'interno del palasport del comune costiero, catalogando in questa 2 giorni dei numeri da capogiro. Affollatissimi anche gli stand dedicati alla prima edizione dei mercatini di Natale, dove vari esercenti della Sardegna hanno avuto la possibilità di esporre i propri prodotti quali artigianato tipico sardo, capi di vestiario, alimentari sempre made in Sardegna o ancora, per i più golosi, le torte e altre creazioni dolciarie realizzate da un laboratorio del Cagliaritano esclusivamente con l'utilizzo di caramelle. Insomma, un dolce che si trasforma in un altro dolce, con buona pace dei nostri amati denti. Ma non è il solo evento della manifestazione. Nelle 5 ore di spettacolo si sono succedute le modelle scelte tra le giovanissime del paese che hanno sfilato per un negozio di abbigliamento sportivo della zona, indossando alcuni dei marchi più importanti e rinomati nel mondo dello sport e della danza. Tanta animazione anche per i più piccoli, con uno spettacolo di magia e illusionismo che li ha visti protagonisti di diversi numeri. Particolarmente seguito invece lo spettacolo delle scuole di danza Magic Dance School di Tortolì, che si sono esibite nelle specialità hip hop, zumba e cheerleading, e della scuola di danza Franco e Iole di Lanusei, che si sono cimentati nelle danze più classiche, con qualche sprazzo alla danza moderna. Il gran finale è stato un pupurri di ballerini che hanno danzato al ritmo di musica alcune delle più celebri melodie natalizie in una sorta di flash mob. Particolarmente apprezzato invece nella giornata conclusiva il concerto di Maria Luisa Congiu, esibitasi con alcuni dei suoi brani più conosciuti e nei classici canti natalizi che hanno allietato il pubblico presente in sala, smorzando così l'attesa dei più piccoli che non vedevano l'ora di consegnare le numerose letterine a Babbo Natale in persona, nella speranza che i loro desideri si possano avverare. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Santa Croce di Barisardo con il sostegno e la collaborazione del gruppo Isferalis 1963 e col patrocinio del comune di Barisardo. L'evento conclusivo della serata è stato quello della premiazione dei bambini delle scuole dell'infanzia e primaria della provincia che hanno partecipato alla prima edizione del concorso Il mio presepio, dove i visitatori hanno potuto ammirare i vari allestimenti di presepi realizzati sia con i materiali più classici ma anche con materiali di recupero, oltre al sempre presente stand dei presepi dal mondo, ove si sono potute ammirare le varie realizzazioni mondiali di presepi provenienti sia dal vecchio continente che oltreoceano, con anche la presenza di un presepio interamente realizzato in Utah da un'ex allieva e collaboratrice dell'artista oliastrina Maria Lai. La kermesse si è poi conclusa con balli e canti per allietare anche il pubblico un po' più grandicello. Il clima delle feste, si sa, piace proprio a tutti, ma se in quel che potrebbe essere considerata la passerella dello shopping oniastrino si espone per strada con un tocco un po' retro per visitare le vie del centro storico e il non plus ultra. E così a Tortolì si è tenuta la prima edizione dei mercatini di Natale, che hanno animato per circa 4 giorni le vie del centro storico, con un occhio di riguardo anche ai più piccini, che hanno avuto uno spazio per il loro divertimento. Gli stand, tutti di espositori locali, sono stati allestiti nella piazzetta Roma in pieno centro storico, dove i passanti hanno potuto acquistare artigianato tipico sardo, composizioni floreali e anche prodotti agroalimentari, tutti a chilometri zero. Per i più piccoli invece è stato allestito uno spazio giochi sopra il parcheggio multipiano affacciato sul viale Monsignor Virgilio, ove si è potuto leggere anche il pensiero dei bambini delle elementari scritti in alcuni fogli ritagliati a mo' di palle di Natale e rivolti all'anziano signore vestito di rosso. E durante queste giornate è risultato praticamente preso d'assalto sia dei grandi che dei più piccoli il trenino su gomma che ha attraversato le vie del paese. Ora si spera che l'anno prossimo si possa replicare il successo ottenuto in questa prima edizione.
che la cittadina costiera fosse particolarmente apprezzata da migliaia di turisti che la affollano durante il periodo estivo ne si era a conoscenza da tempo, ma che esistesse da poco più di un anno un servizio di bike sharing ancora inutilizzato è la scoperta dell'Acqua Calda. Il nuovo servizio, che consta di 2 postazioni, ognuna contenente 8 colonnine per il deposito delle bici condivisibili, non è ancora entrato in funzione, nonostante siano presenti sia in piazza Fralocci a Tortorì che a poca distanza dalla spiaggia di Porto Frailis il totem informativo con le varie tariffe del servizio e le modalità per poter prenotare e prelevare la propria bicicletta. Con molta probabilità, visto anche la temporanea assenza della città dalla lista dei comuni gestita dal servizio di bike sharing bici in città, dovrebbe partire con l'arrivo della primavera 2016. E sempre in quest'ottica non sappiamo se le bici siano state temporaneamente rimessate o siano ancora in fase di consegna dalle aziende preposte. Un gesto ignobile a detta di molti, che conobbe già un caso simile solo 2 anni fa. A Barisardo è stata rimossa dai soliti ignoti, a pochi giorni dal Natale, la statua del Bambino Gesù dal presepe installato nella centralissima piazza Brigata Sassari, nota anche ai più come Sastaria. Il gesto è stato subito condannato dai cittadini bariesi, oltre che dal primo cittadino Paolo Sebastiano Fanni, anche dal parroco della parrocchia dedicata alla Beata Vergine del Monserrato, don Giampaolo Matta. Un caso simile si verificò anche nel 2013, dove vennero ritrovate decapitate le statue dei Re Magi, sempre nello stesso presepe. Nonostante sia presente anche un impianto di videosorveglianza che, vista anche la presenza di una pianta e dell'ingombro creato dal palo di sostegno della stessa, posta al di sopra del LED installato dal comune della Torre Spagnola, non è possibile coprire con le registrazioni anche la zona in cui è stata installata la rappresentazione sacra, ma solo una piccola porzione della zona che include l'ingresso alla via Cesare Battisti, la parte finale del corso Vittorio Emanuele e la piazza Brigata Sassari. Si spera soltanto che il responsabile del furto del bambinello possa costituirsi e pentirsi del gesto che ha lasciato sgomenta la popolazione bariese.